Vi prego, lo sapete che parlate così perché non state bene? Allora anche tu pensi che io sia pazza? Sì, cioè... Ma io tengo ancora un po' di depressione. Avete la depressione, ma sapete benissimo che appena vi passerà questa depressione, di me non mi importerà più nulla. Prova come è successo l'ultima volta, che a stento mi saluterete. Filippo, ma io ti amo. Dimmi cosa devo fare. Vuoi che mi spoglio? State calmi, ma rimanete coperti. Vi prego, io sono un amico, ho problemi e non vi posso perdere tempo a pensare. E allora che devo fare? Ma dove dovete andare? Io sono una persona corretta e non voglio approfittare. Vi prego, signor Filippo, te ne approfitta. E poi piace anche che lavora e lavora di per spiegare tutti i giorni che ci vede qualcosa sul zio Minotto. Ma persino faccio un po' da lavoro. Mica bella cosa, un lavoro da fare. Di che il zio Minotto è arrivato domani penso al giorno, ti ho detto tu. Sì, sai, il problema è un po' complicato, cosa fa? Senta lì, non posso tardarti. Vecchia che me ne va. E che è questa cosa? È la sveglia di mia madre. Non pensate che io voglia essere eletto per bramosia di potere, per attaccamento alla poltrona o chissà per quant'altro, ma solo perché. Perché sono stato giornotto, lo scudo in faccia! Ma solo perché ho deciso di mettermi a servizio di questo popolo che ce la faccio! capace, che ha tanto bisogno di onestà, ma soprattutto di posti di lavoro. Questo popolo Casa muore e fam! carico di sentimenti, che tanto chiede e non ottiene, se non ingiustizie, false promesse, Aumenti di tasso, sta scritto qua! aumenti di tasse, ma chi le paga queste tasse? E pari e tasse! Le pagano sempre le solite persone oneste, Presente! i soliti Ma ignoti, parignolo e pari e tasse! le solite persone civili, i Presente! soliti strunzi. Presente! Scusami, ma struzzo che ci sta facendo? Ma si studio stesso perché non mi sono sempre, perché tu mi interrompi sempre, mi fai perdere tutto. Prego figlio, vai avanti, per tuo figlio. Cari lettori, ma lasciate pure che io vi chiamo amici. Quando dici amici, sorridi. Cari amici, io vi dico modali, idoli ai vostri campi. Dite le vostre parenti. Se avete un'attività commerciale, dite a tutti quelli che entrano nel vostro negozio. Se siete dottori, dite ai vostri pazienti. Se siete ricchioni, dite ai vostri clienti. Se siete casalinghi, No, guarda, ma tu sei puttana, non fa niente. Io Pinocchio. lo sapete che ma che c'è da dire? Caro mio Pinocchio, tu a così è scritto. Sì, Caro zio Minotto, Caro zio Minotto, finalmente ho finito l'università e posso dirti con orgoglio che mi sono lavata i piedi 2 volte. Mi sono lavati i piedi 2 volte così calcita. che se ne importa se non si lascia la Mi sono lavati i piedi 2 volte, leggi via. mi sono laureato a piedi voti, quanti? Mi sono laureata a piedi nudi, a Miami. Caro zio Minotto, ti comunico che fra un mese mi sposerò con suo figlio. No, ci siamo, Ecco qua. Mi sposerò con suo figlio. Una zoccola di floricola. Ma tu mi andate sbagliati, no arrabbiato. Buongiorno mamma, dove sta mamma? Giovanni, ti devo dare una bella notizia. Tuo padre ha deciso che farà il sindaco. No! Che stai dicendo? Io proprio questo gli volevo dire. Ciao mamma, che ci voleva dire a mamma? Che non deve fare il sindaco. Perché figliami? Mamma, ho sognato che papà faceva il sindaco. Poi è successo che l'hanno imprigionato, catturato dal coltello e alla fine l'hanno buttato nell'acido e di papà non è rimasto che niente. Nemmeno l'ustia. Giovanni, che la volevi prendere a mamma? Mamma, e che c'è? Quello è il sindaco, non lo deve fare. Lo sparano sotto casa.
pensate che è successo? Come? Volevo fare il sindaco? Sì, mio marito vuole fare il sindaco, sì, commissario. Scusate, commissario, ma come fate a sapere? Quello l'ha deciso un'ora fa. L'avete adesso? Gesù, chi non è stato magari a tirare la testa? Sì, signore, vi faccio parlare, ma di che si tratta? Avete adesso risolto il lavoro? Uè, ma che state dicendo? Ma non mi dici che una cosa, ma che state dicendo? Che non fate che si chiede? Ma non mi sta bene, non mi viene il cucino! E scoppiava di più, il nostro non rimaneva più niente. Avete detto un'unghia? No, perché la verità è che stundi già la Gesù. Mamma! Ma non trova un po' quest'anno. Mamma! No, che sto? Non è vero niente. Ho fatto uno scherzo. Ma questo mi è piaciuto. Mi è piaciuto. Andavamo a letto sempre insieme, tutte le sere. Non diceva mai di no. Era una cosa costante, duratura. Come non mi capisci? Quando eravamo fidanzati, mi portava tutte le sere a ballare nei migliori locali della città. Sofì, tutte le sere a ballare. Un, due, tre, un, due, tre, Sofì, parlavamo per ore intere, non ci stancavamo mai. Carolina, ma che vi dovete stancare? Voi siete una ballerina nata, voi il ballo lo tenete dentro la stanza. Comunque voi non ci pensate, sapete che dovete fare? Facete colazione e poi andate a fare una bella mangiatura. Ma io mi sono scocciato con tutte queste tappe. Carolina, voi perché non vi sposate? Qui si è tutto, me la volete per sempre, ti Il caffè è pronto. Signor Michele, accomodatevi. Ragazzi, io non mi sono manco scocciato, perché vado di fretta. Allora il caffè lo prenderei in piedi perché vado di fretta. Ah no? Come no? Signor Michele, il mio caffè si prende sempre. Anche mia madre lo prendeva seduto. Perché quello è il caffè, è un momento di relax. Io vado a settore. Madre diceva sempre che il caffè si deve prendere come si deve. Quando il caffè si prende in piedi. Ah, c'è saltato? Ora che mi dite? Io le prenderò Michele, se non ti piace lo potete anche dire. Io non lo fermo, non mi È da cattura. Però se prendete adesso però, tocca di subito. Ma Sofì, non ci Signor Michele, quante avete voglia di un caffè? Ricordatevi sempre di donna e Carolina. Ti rendi qua? Giova mamma, vieni che ti devo dire una cosa. Non voglio venire, che non mi sono quando viene mamma. Perché? Che gli devi dire mamma? Gli voglio dire che se viene letto, voglio la scotta.